Ed infine, ed è per questo, che io vorrei una Verona coraggiosa. Il coraggio serve a scegliere, a rischiare, a tentare nuove strade. Chi come noi è baciato da un territorio, è baciato dalla fortuna, caratterizzato da un forte sistema imprenditoriale e da una grande energia della propria gente, deve essere coraggioso. Le scelte sono un rischio, ma sono le uniche che aprono opportunità. Dobbiamo smetterla di accontentarci. Il nuovo scenario ci impone di confrontarci con il mondo. La nostra asticella si è alzata. Dobbiamo porci obiettivi ambiziosi. Dobbiamo smetterla di far prevalere gli interessi individuali fuori da un disegno comune. Il nostro Paese deve essere coraggioso. Io reclamo coraggio per la mia città. Offro coraggio alla mia città. Il coraggio di rifiutare la politica del compromesso, della rissa e degli slogan, per reclamare invece la politica delle idee, dei contenuti e dei progetti. Il coraggio di rifiutare la politica che si occupa solo della spartizione degli enti e non pensa mai alle strategie per quegli enti e alle persone migliori per realizzarle. Il coraggio di rifiutare la politica urlata che poi ci lascia 147 giorni senza ministro. Verona deve essere coraggiosa. Ma mi piacerebbe avere il coraggio di riconquistare un po' di ingenuità. E sì, non mi sono sbagliato, ho proprio detto ingenuità, quella che ci fa ancora scandalizzare e sentire estranei a un paese che ha deciso di vivacchiare, quella che ci può scuotere dal torpore di un benessere accettabile ma che non ha futuro, quella che ci fa andare a un tavolo di negoziazione pensando di poter comporre gli interessi verso l'alto e non sempre negoziare verso il basso. A Verona occorre un forte salto di maturità. Ci sono partite come quella dello sviluppo in cui si vince o si perde tutti. Non ci sono vinti o vincitori. E per questo dobbiamo essere uniti almeno su alcuni obiettivi. Dobbiamo metterci alla prova. Verona merita immediatamente la concessione per i suoi 2 aeroporti. Verona merita il progetto definitivo della TAV. Verona merita un primato nella cultura digitale e delle reti. Verona merita che i giovani, le istituzioni, la politica, i commercianti, gli agricoltori, gli artigiani, i sindacati, gli industriali abbiano il coraggio di una politica comune per la crescita. Verona merita il nostro coraggio e non mancherà mai a Verona il nostro contributo per entrare nel 2020 ad occhi aperti. È quello che vogliamo. Grazie.